Ciao, benvenuto. Oggi sono ancora lontano da casa, sempre sul Gran Sasso, ma altro versante e altra cima. Quest'oggi saliamo sul Corno Piccolo e con me c'è una guida d'eccezione, l'amico Pier. Saluta Pier. No? Stavi tutto girato. Più verso Boh, allora se non ho inquadrato Pier vi assicuro che c'è, in caso lo vedrete dopo anche. E allora siamo arrivati a Prati di Tivo con la macchina, abbiamo preso la funivia, adesso stiamo facendo questo traverso versante nord per arrivare all'attacco della ferrata Danesi. Ventricini. No, Ventricini. Poi fatta quella avremo la ferrata Danesi che ci porterà sulla vetta del Corno Piccolo. Rispetto a lunedì Corno Grande il tempo è decisamente migliore, c'è il sole ed è più fresco, cosa fondamentale perché con l'umido e il caldo dei giorni scorsi sarebbe stato veramente difficile. Quindi adesso abbiamo ancora una decina di minuti, più o meno 10 minuti, poi parte la ferrata e quindi ci sentiamo quando arriviamo in cima. A dopo! Eccoci qua, dopo circa 3 ore siamo arrivati sulla cima del Corno Piccolo. Come al solito ci sono le nuvole, probabilmente ce le portiamo dietro noi. Fino all'attacco della Danesi c'era qualche nuvola un po' in giro, ma insomma non disturbavano più di tanto la vista. Dopo, come ci avvicinavamo al Corno Piccolo, questa è la situazione. Buona per i timelapse, ma non tanto per i panorami. E anzi, forse era anche meglio lunedì sul Corno Grande. E il giro molto divertente, la prima parte è una ferrata molto lineare, ci sono diversi saliscendi ma pochi tratti verticali. Poi invece la seconda ferrata c'è un bel tiro, un paio di scalette, ci sono molti pioli, quindi è facile, non è neanche molto atletica, ci si tira su un po' di braccia ma solo in alcuni punti, quindi molto divertente. Certo ci vuole un po' di allenamento, ma la si può fare. Se qualcuno ha già fatto qualche ferrata si viene su tranquillamente senza problemi. Adesso mangiamo una roba, aspettiamo un po', vediamo se si apre almeno qualcosina per vedere magari giù il rifugio o di nuovo la vallata verso sud, diciamo, e dopo scendiamo per la via normale, risaliamo alla Forcella e scendiamo al rifugio.
Bene, siamo tornati a Prati di Tivo, dalla cima siamo scesi per la via normale e dopo siamo dovuti risalire purtroppo e poi siamo scesi, siamo passati per il rifugio Franchetti, siamo tornati alla funivia, abbiamo ripreso la funivia, siamo di nuovo ai Prati di Tivo. È stato un bel giro, tutta la giornata, la prima parte vabbè, un po' più divertente magari perché si va su ferrata così, poi dopo sentiero normale fino alla funivia, poi il giro in funivia che dai, è sempre divertente, Sì, poi sì. ti toglie un po' di fatica e quindi va alla grande, rilassa. ci si rilassa. Allora io devo ringraziare Pier per l'ospitalità. Grazie a voi di essere venuti qui in Abruzzo. No, devo ringraziare 2 volte, sia per la guida di oggi e per la guida dei giorni scorsi in tema enogastronomico, dove ci ha consigliato 2 posticini, sì, sia la cena, la prima cena, poi a bere, ci ha portato in un bel posto e poi la cena dopo arrosticini e cose tipiche qui abruzzesi. E tanto vino. Inoltre tanti auguri, Grazie. oggi è il compleanno, quindi ecco, gli abbiamo anche fatto il regalo di compleanno. Un bel compleanno, sì. Bene, perfetto, bel giro, bel compleanno, bello tutto. Dai, il video finisce qua, adesso ci beviamo un paio di birrette meritate visto i chilometri e il dislivello fatto. E dai, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto, ciao. Mi raccomando, ultima cosa, seguite Pier sia sul suo canale YouTube e anche su Instagram. Bravo ragazzo, è giusto seguirlo. Grazie Riccardo. Ciao. Salutate. Ciao. Ciao. Bene.